Influenza, Covid e altri virus rallentano le donazioni, c'è carenza di sangue e di plasma, l'FDS invita le persone a donare anche durante le festività, a rischio soprattutto chi soffre di malattie rare. Un bimbo di 3 anni di Como ha scritto la letterina di Natale chiedendo il camion dei Vigili del Fuoco, l'ha messa in un palloncino volato fino in Friuli, è stata portata ai pompieri di Pordenone che esaudiranno il desiderio. Partirà ad aprile il quarto collegamento tra il Trieste Airport e Roma, mentre a giugno sarà la volta del volo su Milano, presentato oggi l'accordo tra ITA e Regione, decolla l'aereo con livrea Io sono Friuli Venezia Giulia. A Pordenone boom di contravvenzioni per soste selvagge, mancata esposizione del disco orario, in 2 settimane polizia locale e ausiliari della sosta hanno elevato 3.000 sanzioni, un record. Sono friulani gli autori del libro che svela trucchi e strategie per i giocatori impegnati nel fantacalcio, l'idea della pubblicazione è nata dalla 20enne esperienza nelle fantasfide. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. I virus stagionali rallentano il dono, c'è carenza di sangue e plasma, in particolare di 2 gruppi sanguigni. L'FDS ricorda alle persone sane di donare anche nel periodo festivo, a rischio soprattutto chi soffre di malattie rare. I virus influenzali e raffreddori rallentano la donazione di plasma e le prospettive anche per gennaio sono di un ulteriore calo di raccolta di sangue ed emoderivati. Per poter donare è infatti indispensabile attendere 14 giorni dopo la guarigione anche da un banale raffreddore. La FDS si affianca all'appello che proviene da tutto il territorio nazionale, nonostante la nostra regione sia autosufficiente, con donazioni pari a 24 kg per 1000 abitanti contro la media nazionale che corrisponde a 14 kg per 1000 abitanti. Come ci spiega il presidente dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue Roberto Flora, le conseguenze derivanti dalla carenza di scorte si vedono a distanza. Il plasma deve essere trasformato in farmaco e prima della sua somministrazione passeranno dai 9 ai 12 mesi. A causa della carenza attuale di plasma, a risentirne saranno soprattutto le persone con malattie rare per le quali c'è il rischio che un domani salti la terapia a giornate. Ora c'è la necessità di sangue dei gruppi A e B positivo, ma l'A e la B positivo sono validi anche per la donazione del plasma. Flora conclude con un invito alle altre regioni italiane a prendere come modello il Friuli per contenere la carenza del 30% registrata nel 2021 e non dover ricorrere ai paesi esteri per acquistare il plasma. I genitori di un minore malato di SLA sono ricorsi al TAR del Friuli Venezia Giulia contro l'azienda sanitaria isontina. La SUGI, che ha perso la causa, aveva diminuito l'assistenza infermieristica al disabile. L'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina aveva tolto a un minore malato di SLA l'assistenza domiciliare durante le vacanze e l'assenza da scuola. I genitori hanno fatto ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia che ha annullato il provvedimento della SUGI. La vicenda del minore affetto dalla grave patologia neurovegetativa risale al settembre scorso, quando nel nuovo piano di assistenza individuale l'azienda sanitaria aveva limitato l'ausilio di un infermiere alle ore trascorse nelle aule scolastiche. Negli anni precedenti, però, l'assistenza era garantita anche in estate e quando il disabile era a casa per motivi di salute. Per il giudice amministrativo, tale rimodulazione è in contrasto con la natura della patologia e le necessità del minore, che tornerebbero a gravare interamente sui genitori, senza contare che la SUGI non ha mai motivato la propria decisione. Si tratta, conclude la sentenza, di scelte particolarmente impattanti per il minore e i suoi familiari, che hanno diritto di conoscerne e comprenderne le ragioni. Ed ora la storia di un bimbo di 3 anni della provincia di Como che ha scritto a Gesù la letterina con il desiderio di ricevere in regalo per Natale il camion dei Vigili del Fuoco. Quella letterina, affidata ad un palloncino, è atterrata in un campo, è stata raccolta da una persona che l'ha portata direttamente ai pompieri di Pordenone e proprio loro esaudiranno il desiderio del piccolo.
Il camion dei pompieri che ha chiesto con una letterina a Babbo Natale non arriverà da Santa Claus, ma direttamente dai Vigili del Fuoco di Pordenone. Il desiderio di Jonathan, un bambino di 3 anni della provincia di Como, sta per essere realizzato e pensare che la sua letterina indirizzata a Gesù l'aveva affidata ad un palloncino che dopo aver percorso centinaia di chilometri è atterrato ieri in un campo al confine tra le province di Pordenone e Treviso ed è finito nelle mani giuste, quelle di una persona che dopo aver letto attentamente quella letterina assicurata ad un palloncino ormai sgonfio ha pensato bene di consegnarla direttamente ai Vigili del Fuoco. Nulla di più originale verrebbe da dire, dal momento che i pompieri di Pordenone, di fronte alla richiesta di Jonathan di avere per regalo un camion dei Vigili del Fuoco, hanno pensato di esaudire il suo desiderio. Non solo, hanno preso carta e penne vicino al regalino che in corsa verso la casa del bimbo e che sarà consegnato la vigilia di Natale proprio da un Vigile del Fuoco, hanno pensato bene di scrivergli un messaggio. Ciao, la tua letterina è arrivata a Pordenone e abbiamo pensato di mandarti l'autoscala giusta per te, assieme a un sogno per ogni notte. Tu e l'autoscala, che crescete assieme e un giorno da grande magari sarai anche un Vigile del Fuoco. E l'autoscala, stavolta quella vera, potrai farla vedere a tutti i bambini. Buon Natale! Chissà quale sarà sabato la reazione del piccolo Jonathan di fronte a quel pompiere che in carne ed ossa gli donerà il modellino di autoscala. Noi possiamo solo immaginarla e sperare che un domani il suo sogno possa diventare realtà. Jonathan, buon Natale! Maratona notturna per la votazione sugli emendamenti alla manovra in Commissione Bilancio alla Camera. Tra le norme che hanno avuto il via libera c'è la proroga al 31 dicembre per il 110%, mentre è stata soppressa la norma sul tetto di 60 euro per il pagamento composto. Tornano quindi le multe ai commercianti che rifiutano di accettare pagamenti con carte e bancomat. Rimodulata l'app 18 per i diciottenni, arrivano 2 nuovi bonus basati sul reddito e sul merito, la carta della cultura giovani e la carta del merito. Torna la possibilità di rinegoziare il mutuo passando dal tasso variabile al tasso fisso e cambia la norma che rivede per il 2023 e il 2024 la rivalutazione automatica delle pensioni. Sale dall'80 all'85% la rivalutazione per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo, circa 2.000-2.500 euro, mentre per le pensioni più alte gli scaglioni vengono rivisti con una riduzione della percentuale. Un emendamento approvato nella notte alla legge di stabilità ha dato il via libera alla nascita della NewCo che subentrerà ad Autovie Venete, un percorso lungo e complesso per riuscire a mantenere le concessioni che sta dividendo la maggioranza di centrodestra ma che secondo il presidente Fedriga non avrà ricadute. Un percorso iniziato 5 anni fa e oggi è arrivato a compimento per quanto riguarda la fase burocratica. La società Autostrade Alto Adriatico entro il primo semestre del 2023 sarà pienamente operativa con il passaggio delle competenze da Autovie Venete. La NewCo sarà il primo progetto in Italia con l'affidamento delle concessioni autostradali a una società totalmente pubblica partecipata dalle regioni FVG e Veneto. Proseguono anche i lavori della terza corsia e con il prolungamento del commissariamento a tutto il 2024 sono già state bandite le gare per 10 cavalcavia tra San Donà e Portogruaro, intervento propedeutico al completamento degli ultimi 45 km dell'asse viario. I lavori tra Portogruaro e la Tisana si concluderanno invece la prossima estate. A sbloccare la situazione NewCo un emendamento alla legge di stabilità nazionale. Abbiamo risolto il problema con un emendamento votato e approvato questa notte anche del passaggio dall'Autovie Venete a NewCo, che era un altro passaggio importante. C'è dentro la continuità territoriale, proprio parliamo qua dell'aeroporto, quindi le richieste della Friuli Venezia Giulia sono state in gran parte ascoltate. Se il Friuli Venezia Giulia sorride, non si può dire la stessa cosa della maggioranza, dove non sono mancate le polemiche che non impensieriscono Fedriga in vista anche delle elezioni di primavera. È ovvio che durante una legge di bilancio ci sia una discussione interna alla maggioranza, come è normale che ci sia, perché siamo un paese democratico e anche all'interno della maggioranza c'è una discussione, ma mi sembra che le cose stiano andando per il meglio per la tenuta della coalizione e soprattutto una coalizione che deve durare 5 anni almeno. Domani a Udine alle 15 all'Hotel Ambassador si terrà il tavolo delle forze politiche e civiche presenti in Friuli Venezia Giulia e nel Consiglio regionale, invitate dal segretario regionale PD del Friuli Venezia Giulia Renzo Oliva, che intendono contrapporsi al centrodestra regionale e al presidente Fedriga. Lo annuncia una nota. Si tratta di un primo incontro in plenaria, spiega Oliva, dopo le interlocuzioni bilaterali delle scorse settimane. Mancano ormai pochissimi mesi alle elezioni regionali e le forze riformiste, progressiste, civiche e ambientaliste hanno il dovere di proporre ai cittadini una proposta di progetto per il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo la volontà di farlo insieme, senza pregiudiziali, a partire dai temi programmatici condivisi, con l'obiettivo, aggiunge, di essere pronti per le elezioni regionali anche con un candidato presidente condiviso per metà gennaio.
Presentato oggi al Trieste Airport il nuovo accordo tra Promoturismo Friuli Venezia Giulia e Ita Airways che garantisce nuovi collegamenti ma anche promozione del territorio a partire dalla livrea personalizzata e dai pasti con prodotti del territorio serviti sui velivoli. Un investimento da 1,8 milioni di euro per 3 anni con una promozione a 360 gradi del marchio Io sono FVG. Promoturismo con la regione e Ita Airways hanno presentato oggi l'accordo che prevede una livrea dedicata su un Airbus A320 che effettuerà tutti i collegamenti a corto e medio raggio. L'aereo è stato completato in questi giorni e questa mattina è atterrato al Trieste Airport, dove ad accoglierlo c'erano il presidente Antonio Marano e la Di Marco Consalvo dello Scalo, il presidente della regione Massimiliano Federiga e sull'aereo i vertici di Ita Airways con la D Fabio Maria Lazzarini, il quale ha sottolineato l'importanza di queste collaborazioni che verranno poi copiate con altre regioni italiane. Sull'aereo brandizzato anche l'applicazione di QR code all'esterno del mezzo e sui sedili a partire da gennaio per consentire ai passeggeri di acquistare i prodotti con il marchio della regione e poi scoprire itinerari, cultura e enogastronomia di tutto il territorio. A questa verrà collegato anche un menù per i passeggeri dei voli a lungo raggio attraverso il quale scoprire i sapori del Friuli Venezia Giulia. C'è poi anche la promozione tramite le piattaforme di Ita con la possibilità di prenotare alberghi, auto e strutture ricettive, tutto quello che è collegato insomma a un viaggio. Presenti oggi anche i campioni dello sport e influencer che promuovono il marchio Io sono FVG. E la presentazione della nuova livrea è stata anche occasione per annunciare le novità sui collegamenti dal Trieste Airport. Legata alla promozione del territorio e alla lungimiranza del Presidente e alla modernità, direi, del Presidente Federiga. Ne abbiamo parlato in questi mesi di come sostenere la connettività di questo territorio. Noi già operiamo con 3 voli al giorno, per Fiumicino diventeranno 4 a partire da aprile, quindi con l'inizio della stagione estiva del 2023. Voli che hanno bisogno di essere sostenuti per promuovere il territorio, per promuovere anche poi il nostro successo. Ha parlato di un nuovo volo per Roma, si parla anche di un collegamento su Milano e ci sono altre novità in cantiere? Sono altri cantieri aperti, è un po' prematuro parlarne perché sono ancora cantieri. La D dello Scalo Marco Consalvo ha sottolineato che dal 2019 al 2023 si è passati da 4 collegamenti internazionali a 10. E abbiamo un piano quinquennale di crescita costante soprattutto sul mercato internazionale. Poi su quello domestico dobbiamo superare il neo del Linate, che è un collegamento essenziale per questa regione, che purtroppo ancora non è attivo. Io credo che per giugno questo sarà possibile perché ci sono delle procedure con la continuità territoriale che vede impegnato la regione con non solo il Ministero dei Trasporti ma anche con la Commissione europea. Traffico sostenuto già a partire da oggi sulla rete autostradale gestita da Autove Venete in vista delle festività natalizie. Secondo le previsioni della concessionaria a essere interessata sarà in particolare la carreggiata della 4 in direzione Trieste. Una giornata di traffico intenso è prevista anche per venerdì 23, sempre lungo la direttrice Venezia-Trieste, per effetto del rientro dei mezzi pesanti e dei lavoratori del centro-est Europa nei paesi di origine in vista delle feste. Intanto nel corso della notte è stato riaperto il tratto autostradale della A34 tra gli svincoli di Villesse e Gradisca in direzione Gorizia, chiuso per un intervento di risanamento della pavimentazione. Per questo Natale sono 622 le imprese artigiane del settore alimentare e bevande interessate nella spesa di 145 milioni di euro già fatta dalle famiglie per i prodotti tipici della nostra regione. Un ottimo andamento che chiude in positivo il bilancio 2022 delle imprese artigiane di Udine. È un bilancio positivo quello dell'artigianato in provincia di Udine per l'anno 2022. Gli addetti in provincia di Udine sono 32.203, le imprese attive sono 13.123, il 48% delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia, l'1% delle imprese artigiane italiane. Nei primi 9 mesi del 2022 sono nate 664 nuove imprese artigiane, ovvero 3 aziende e mezzo per ogni giorno lavorativo. Nello stesso periodo hanno abbassato la saracinesca 659 aziende, il saldo, seppur di poco, è stato positivo, più 5 imprese, più 0,04%. I giovani fanno un po' fatica, sono necessarie misure shock per favorire proprio questo ricambio generazionale e per spingere i giovani a mettersi in proprio sarebbe necessario magari creare delle misure a livello nazionale, 5 anni, del tipo 5 anni senza
senza adempimenti fiscali, un prestito d'onore da restituire in 10 anni. I numeri del Natale 2022 in provincia di Udine sono 622 le imprese artigiane del settore alimentare e bevande maggiormente interessate ad intercettare la spesa di 145 milioni di euro che sarà fatta dalle famiglie per dolci della tradizione e altri prodotti agroalimentari tipici della nostra regione nel mese di dicembre. Pinot Grigio, Sauvignon e Friulano sono queste le produzioni principali del Consorzio Tutela Vinicoglio, che nel 2022 ha fatto registrare un aumento degli imbottigliamenti del 9% rispetto all'anno scorso. Un aumento dell'imbottigliato del 9% rispetto al 2021 e del 21% rispetto al 2020, toccando così quota 6.643.278 produzioni. Il Consorzio Tutela Vinicoglio, che conta circa 1.500 ettari di superficie vitata e 178 soci in tutto, saluta il 2022 con numeri di grande rilievo, simili a quelli prepandemici. Le aziende dell'area collinare puntano soprattutto sul Pinot Grigio, che rappresenta oltre il 30% delle bottiglie, oltre che su Sauvignon e Friulano, le altre due produzioni di maggior rilievo. E se i mercati di riferimento restano quello italiano e quello statunitense, si guarda con interesse anche alle possibilità offerte dal gigante cinese. Stiamo tornando al trend pre-Covid e anche rinforzandolo, questo grazie ai soci che si sono messi d'impegno e che portano il nostro territorio in giro per il mondo e propongono dei prodotti di alta qualità. L'aumento dell'imbottigliamento ha dovuto scontrarsi con la crescita dei costi delle materie prime, in particolare per quanto riguarda il vetro. Questo effettivamente è stato un problema di quest'anno, con dei costi della produzione che erano difficilmente gestibili, che cambiavano ogni mese. Siamo arrivati al punto di avere dei costi, specialmente del vetro, che sono superiori al 70% nei confronti di un anno fa. Sicuramente hanno spiazzato le aziende aumentando i costi di produzione. Vigilanza delle sedi della Regione, guerra in tribunale tra Sicuritalia e Mondialpol per l'appalto milionario. La Mondialpol vince grazie al Consiglio di Stato. Per quell'appalto della Regione da oltre 12 milioni di euro, la Sicuritalia Ivry e la vedetta 2 Mondialpol si sono date battaglia nelle aule di tribunale. A decidere le sorti del conflitto è stato il Consiglio di Stato, che ha ribaltato le decisioni del TAR del Friuli Venezia Giulia e decretato la vittoria della Mondialpol. Al centro della guerra c'era la vigilanza delle sedi della Protezione Civile, dell'Ardis e di altre amministrazioni nelle province di Udine e Pordenone. Nel 2020 la gara europea era stata vinta dal raggruppamento temporaneo d'impresa capitanato dalla Mondialpol. Nel 2021 però la Sicuritalia aveva fatto ricorso al TAR regionale, sostenendo che la concorrente non aveva indicato nell'offerta chi si sarebbe occupato delle prestazioni denominate altri servizi, contenute nel disciplinare di gara. La Mondialpol si era difesa sostenendo che gli altri servizi erano in realtà riconducibili alle prestazioni di portierato. Il giudice di primo grado aveva dato ragione alla Sicuritalia, che poi si era vista giudicare l'appalto dalla Regione. La situazione è stata ribaltata dal Consiglio di Stato, per il quale la categoria altri servizi è un sottoinsieme della categoria portierato. Al massimo giudice amministrativo non è rimasto che annullare la sentenza del TAR. È stata rinviata al 1 marzo 2023 l'udienza preliminare del processo per il crollo della piscina acqua marina di Trieste avvenuto il 29 luglio 2019. L'udienza è slittata a causa di un difetto di notifica. Alla chiusura delle indagini la Procura di Trieste aveva chiesto il rinvio a giudizio per 4 persone, tutte coinvolte nella costruzione della struttura e nella sua successiva gestione. A Pordenone boom di contravvenzioni per soste selvagge e mancata esposizione del disco orario. In 2 settimane Polizia Locale e ausiliari della sosta hanno elevato 3.000 sanzioni, un vero e proprio record. 3.000 contravvenzioni in appena 2 settimane. Non era mai successo prima d'ora che Polizia Locale ed ausiliari della sosta, che da poco sono stati investiti della facoltà di multare i veicoli parcheggiati anche al di fuori degli stalli a pagamento, elevassero così tante multe a Pordenone. Ne sono fioccate tante nelle prime settimane, siamo ormai a 2 settimane dall'attivazione del servizio, siamo a quasi 3.000 accertamenti di violazione, in 2 settimane veramente tantissimo, fisiologico, ce lo aspettavamo. Soste selvagge, ma soprattutto veicoli parcheggiati senza la corretta esposizione del disco orario. Sicuramente c'è una grande disattenzione al corretto impiego della sosta regolamentata a disco.
questa sconosciuta, ma anche situazioni un pochino più antipatiche come la sosta sul marciapiede, la sosta in zone dove c'è un divieto ma perché c'è un pericolo. Non mettiamo i divieti a caso, lo mettiamo laddove la sosta di un veicolo può creare un intralcio alla corretta circolazione e quindi alla sicurezza soprattutto delle categorie più deboli. Il TAR del Friuli Venezia Giulia lo ribadisce ancora una volta, non si possono revocare le misure d'accoglienza per sanzionare i migranti. Dopo le sentenze delle settimane scorse riguardanti il CARA di Gradisca, il giudice amministrativo ha annullato la revoca dell'accoglienza da parte della prefettura di Gorizia a 2 pakistani ospitati nella casa Nazareno del capoluogo esontino. In una singola occasione 2 stranieri erano stati trovati in possesso di un fornelletto elettrico nella camerata, cosa vietata dal regolamento. Da qui la revoca dell'accoglienza. Gli stranieri, assistiti dall'avvocato Gian Domenico Della Mora, hanno fatto ricorso al TAR che ha dato loro ragione. Secondo i giudici una misura del genere non ha spazio nell'ordinamento italiano, essendo contraria al diritto dell'Unione Europea, che non ammette sanzioni in contrasto con il principio del rispetto della dignità umana. Domenica scorsa, durante un controllo nella stazione ferroviaria di Udine, una pattuglia della Polfer si è insospettita per il comportamento di 2 uomini presenti nell'atrio principale, i quali, alla vista delle divise, hanno manifestato evidenti segni di nervosismo. Sottoposti a controllo, i 2 cittadini comunitari di 27 e 31 anni sono risultati latitanti e destinatari di provvedimenti di carcerazione emessi rispettivamente dalla Procura di Reggio Calabria per una condanna a 7 mesi di reclusione per minaccia e lesioni personali e dalla Procura di Perugia per una condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione per tentato furto aggravato. I 2 sono stati portati nel carcere di Udine. Comuni alle prese con il bilancio di previsione 2023 con l'incognita riguardante i costi energetici. L'ANCI attende una norma che disciplini l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione a riguardo. Nell'anno in arrivo sarà difficile per i sindaci coniugare costi e servizi senza mettere mano ai tributi. Calcolatrici alla mano per i comuni friulani alle prese con la chiusura dei bilanci di previsione 2023. Il caro energia ha fatto schizzare alle stelle la voce uscita negli ultimi mesi e guardare al futuro è complicato per le amministrazioni locali. Ad oggi manca una norma specifica che consenta eventualmente di applicare il proprio avanzo di amministrazione proprio per far fronte a questa eccezionalità di spese che sono veramente straordinarie. Quindi i comuni stanno un po', diciamo così, combattendo per cercare di far quadrare i conti, attendendo anche qualche, diciamo così, riforma almeno temporanea che possa aiutarli a chiudere bene i conti. Anche perché nessuna amministrazione avrebbe il coraggio di andare a chiedere un incremento di tariffe, quindi c'è un po' di difficoltà e preoccupazione. A complicare il quadro, soprattutto per i comuni più piccoli, è la cronica carenza di personale, un mix che costringerà i sindaci a ridurre alcuni servizi. Io credo che un'ulteriore svolta a quella che è già stata la riforma con l'inserimento delle comunità possa dare un ulteriore aiuto appunto a questi comuni più piccoli per mettere assieme quello che hanno e, aumentando una parte delle risorse grazie all'aiuto della Regione, fare e dare dei servizi che siano più vicini alla popolazione. È stato siglato oggi a Udine un protocollo d'intesa tra Regione, ANCI e Federsanità per potenziare iniziative di salute e prevenzione nei comuni. Stili di vita sani e prevenzione al centro di un protocollo d'intesa siglato da Regione, ANCI e Federsanità per mettere i comuni nelle condizioni di fare da collettore tra istituzioni e cittadini, in particolare col rinnovato progetto 10.000 passi di salute, che ha come obiettivo quello di favorire e incentivare le attività motorie non solo nelle persone anziane, ma più in generale nella comunità. Le idee che contano qui contano veramente i numeri. È il quarto bando, è il quarto finanziamento che la Direzione Centrale Salute assegna a Federsanità. Abbiamo già avuto la possibilità di raggiungere 70 amministrazioni comunali, 59 percorsi, abbiamo un sogno nel cassetto che è quello di arrivare a 100 comuni, 10.000 passi. L'attività di prevenzione per la Regione resta un caposaldo imprescindibile. Noi oggi facciamo un atto importante per la salute dove la sanità è un sottoinsieme e questo è ovviamente un protocollo per attività di prevenzione, stili di vita, cose determinanti per la nostra condizione di salute, quindi è chiaro che la capillarità di queste iniziative diventano importanti. Federsanità ha fatto un grande lavoro, c'è un grande coinvolgimento dei comuni, quindi proseguiamo in questa opera di alfabetizzazione nei confronti della popolazione.
Il Club UNESCO di Udine ha consegnato questa sera a Palazzo Daronco il premio Udine Città per la Pace all'ingegner Gianpietro Benedetti, presidente del gruppo Danieli. Abbiamo tutti bisogno di pace, ha commentato Benedetti, nel mondo come nelle nostre famiglie. È andato a Gianpietro Benedetti, presidente del gruppo Danieli, il premio Udine Città della Pace 2022, promosso dal Club per l'UNESCO di Udine, giunto alla 22esima edizione. Benedetti è stato scelto da una giuria composta da Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli, Dorino Favotto, presidente dell'ANCI FVG, il rettore dell'Università di Udine, Roberto Pinton, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, e Renata Capre Daronco, presidentessa e fondatrice del Club UNESCO. Abbiamo bisogno anche personalmente, socialmente, stare in pace, lavorare in pace, sentirsi in pace. Che pace mi ispira a questa casa, a questo panorama, eccetera. La pace è sempre stata un'utopia, perché è anche sinonimo di equilibrio interiore. Poi per il resto, sotto un punto di vista geopolitico, ci sono sempre state le guerre e sempre ci saranno, perché sono mosse da altri interessi, da altri interessi, anche quando muovono per questioni culturali o religiose, dietro alla fine ci sono sempre gli interessi e così continueremo ottimisticamente, però come ho sottolineato le guerre sono, rispetto a 100 anni fa, sono diminuite. Però quelle che sentiamo in Europa, se lo chiediamo ai siriani, ai giordani, agli afghani, eccetera, probabilmente non sono della stessa opinione. Quindi viviamo con spirito natalizio l'utopia della pace. Torna a Tarcento per la 95esima volta l'Epifania friulana dal 4 al 6 gennaio, che prevede anche il premio Epifania. Tornerà ai fasti pre-Covid dell'Epifania friulana, in programma dal 4 al 6 gennaio a Tarcento. Organizzata da Proloquo e Comune, proporrà una serie di eventi che culmineranno con l'accensione del Pignarule e le previsioni del vecchio venerando, con gran finale lo spettacolo pirotecnico. Quest'anno siamo liberi, quindi speriamo di rinnovare i fasti degli anni passati. Vi ricordo che è la 95esima edizione. Mercoledì 4, la giornata dedicata al premio Epifania, assegnato allo storico Ferruccio Tassini, nato a Visco, al presidente della Federazione dei Focolars Furlan del Canada, imprenditore Giuseppe Toso, originario di Maiano, e alla scrittrice gemonese Ilaria Tuti. Ed è un premio assegnato dalle più importanti istituzioni friulane, dalla Regione, dall'Università, dall'Ente Friuli nel Mondo, dalla Filologica e da altre, è consegnato ai suoi migliori figli, che sono distinti e hanno portato avanti, diciamo, le caratteristiche tipiche dei friulani: tenacia, capacità, ingegno e voglia di fare. Questo premio ancora una volta si dimostra capace di stare al passo con i tempi e di essere anche un riconoscimento che è non solo valore di territorio nel territorio, ma del territorio nel mondo. 3 giorni per celebrare le tradizioni e i valori del Friuli. Aspettiamo tutti che il vecchio venerando ci dica qualcosa di buono per il 2023, ma evidentemente anche venerando tra gli auspici non quelli che ci fanno comodo, ma quelli che il fumo deciderà. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità tutte le notizie sportive. Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.